anche da Messino cosa su Grillo, perché permetta la premessa e la provocazione. Prego. Vi ha rubato un po' il terreno, Grillo, è stato bravo, eh? Ma no, ma elettorato, terreno di polemica, eccetera. Non ci cascano due volte gli elettori, perché Grillo ha fallito la sua missione. O meglio, se la sua missione era demolire qualcosa, io credo che oggi non ci sia più bisogno di demolire. Lui però oggi non è più il nuovo. Lui è entrato in Parlamento con 150 parlamentari. Io sfido chiunque a dire una cosa positiva che i 150 parlamentari hanno fatto. Anche la bufala del dimezzamento dello stipendio, poi in realtà ne prendono 12.500 euro, non 2.500, perché le altre voci le prendono tutte, quindi lasciamo perdere. Per il resto non c'è stata un'iniziativa se non salire sui tetti. Oggi il nostro Paese ha bisogno di costruire in maniera diversa rispetto al presente, eliminare gli sprechi, lottare la corruzione, l'evasione fiscale, lottare la mafia. Di queste cose sono quasi venute fuori moda, non ne parla più nessuno. E però dall'altra parte parliamo di Grillo. Grillo non è in grado, entrando nelle istituzioni, di governare. L'esempio concreto: una volta che ha vinto Pizzarotti a Parma, ha litigato con Grillo, perché Parma a un certo punto siamo sempre in tema di sindaci. No, certo, ma ha avuto un sindaco che ha dovuto confrontarsi con i problemi reali, e Grillo impedisce di risolvere i problemi della gente. Quindi chi vuol distruggere si accomodi con Grillo, chi invece vuole provare a ricostruire, bene, l'Italia dei Valori le battaglie le ha fatte all'interno del Parlamento, le ha fatte fuori, e ancora oggi lottiamo la mafia, siamo contro la legge Fornero che stiamo cercando di eliminare. Su questi temi concreti io credo che i cittadini debbano riflettere e pensare al loro futuro.